cosa fa Venezia? Innanzitutto scatta la beneficenza privata. Due nobili, la Maria Malipiero e la Marina Grimani, prendono le prime 3 sifilitiche, che naturalmente sono 3 dattilografe, e le ricoverano in una casa allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è alle Zattere, in questa zona marginale di Venezia, esiste ancora, ma è chiusa purtroppo, la chiesa dello Spirito Santo, come tante altre chiese di Venezia che non sono più accessibili, restano chiuse. Ma poi la situazione viene subito presa in mano dai provveditori alla sanità, che cominciano a ricoverare i sifilitici allo Spirito Santo. Le cifre aumentano vertiginosamente, guardate, in pochi anni si passa a 80, a 150 ricoverati, perché il male di sifilo era contagiosissimo, mentre le prostitute, le dattilografe sifilitiche vengono mandate alle convertite alla Giudecca. Le convertite sono l'attuale carcere femminile della Giudecca e servirà appunto, ecco di nuovo una nostra dattilografa con ventaglio, la pettinatura e i calcagnetti alti decine di centimetri, e le convertite, cioè le prostitute redente, saranno anche il luogo di ricovero delle prostitute che hanno contratto il terribile mal francese e che possono contagiare i loro clienti, i clienti le famiglie, e quindi la prevenzione è richiuderle dentro nell'ospizio. Intanto, quali erano le cure di sifilo? No, guardate che è interessante, facciamo una rapida carrellata. Innanzitutto all'inizio vengono fatte nelle stue. Le stufe a Venezia erano i bagni pubblici riscaldati, si facevano bagni di vapore, si facevano tante cose e ne approfittavano anche le dattilografe, eccole qua, per fare qualche visitina dentro nei bagni. Quindi le stue erano anche luoghi di prostituzione. Ne è arrivata una che dice: "Son qua, posso dare una mano". E dentro prende subito il controllo, prendono i provveditori alla sanità, il controllo, e dentro nelle stue si cominciano le prime lotte contro la nuova malattia, contro la lue, con i bagni caldi e usando soprattutto mercurio. L'ammalato veniva immerso in una botte che aveva un buco, stava dentro nella botte con dentro il braciere e il malcapitato fuoriusciva dalla botte, ve l'ho fatto così per darvi un'idea, e con il mercurio appunto fumigazioni eccetera eccetera, perché si pensava che sudare, e sudare molto, buttasse fuori il veleno, facesse uscire dal corpo ammalato di sifilide il veleno. In realtà il perdurare, l'insistere con queste terapie portava a effetti collaterali. Le cure hanno sempre effetti collaterali molto pesanti, la stomatite, la sciallorea, cioè questa salivazione eccessiva, e se continuavano a lungo il paziente, la cura era riuscita ma il paziente moriva, un po', no, come si dice adesso, no? L'operazione è riuscita e il paziente è morto. Poi arriva dalle Antille, 1517, il legno santo, il guaiaco, che ha mosso in Europa fiumi di denaro e di guadagni, perché lo si considerava molto valido contro la sifilide. Come lo si consumava? In decotto per 30-40 giorni consecutivi, e si accompagnava la terapia con diete e purghe, stando ore e ore in stanze caldissime. No, immaginate la situazione, meglio morire. Diete, purghe, te fai a sudare, ti mangi decotti continuamente di questa roba, perché la cosa doveva appunto avvenire nelle stue, in questi ambienti dove si facevano i bagni di vapore.